Benvenuti, oggi è martedì 7 maggio 2024. Il sole sorge alle 5:58 e tramonta alle 19:55. La luna sorge alle 10:41 e tramonta all'1:13. Oggi si celebra Santa Flavia Domitilla, vissuta tra il I e il II secolo. Sono poche le informazioni su di lei, tutte però raccontano che fu perseguitata sotto Diocleziano. Per la sua fede in Cristo venne deportata a Ponza, dove dovette soffrire un lungo martirio. La giornata mondiale della risata, anche conosciuta come World Laughter Day, questo evento è stato istituito dal fondatore del movimento yoga della risata, il medico indiano Madan Kataria, per diffondere i benefici della risata per la salute e il benessere mentale. In molti paesi questa giornata è utilizzata per organizzare eventi e attività che coinvolgono le persone di tutte le età. Ad esempio si organizzano sessioni di yoga della risata, spettacoli comici, giochi divertenti e molto altro ancora. Sono 67 le candeline per la conduttrice Barbara D'Urso. Per 20 anni è stata la regina della televisione italiana targata Mediaset. Caratteristica delle sue trasmissioni, scoop incredibili e notizie shock. Festeggia a 37 anni la modella e fashion blogger Chiara Ferragni. Definita imprenditrice e considerata tra le influencer di moda più importanti in Italia e nel mondo. Dal 2018 è stata sposata con il rapper Fedez, dal quale si è separata ad aprile. Infine compie 48 anni il rugbista catanese Andrea Lo Cicero. Dopo una carriera da pilone sinistro e ben 103 presenze in nazionale, il Barone, così viene chiamato, dal 2014 è in TV per dare indicazioni su come curare piante e fiori, recentemente ha partecipato all'Isola dei Famosi e poi tanto altro. Per 5 volte gli spettatori viennesi acclamano Ludwig van Beethoven con una standing ovation. E lo stesso compositore, fatto mai accaduto in 12 anni, sale sul palco. È il 7 maggio del 1824 e per la prima volta viene eseguita la Sinfonia numero 9, l'ultima, meglio nota come Nona Sinfonia, considerata un capolavoro della musica universale. Lo sapevate che le zanzare sono attirate dai colori scuri? Pertanto una precauzione da prendere per evitare di essere mira di questi fastidiosi insetti è prediligere abiti dai colori chiari. Buongiorno ai 12, oggi la luna entra in Toro e associandosi a Venere crea un po' di comfort e di mollezza per i segni zodiacali. Vediamo un po'. Ariete, nel vostro caso non si può parlare proprio di mollezza o di lentezza, visto che Luna e Venere e Giove sono nella vostra seconda casa, quindi la bella notizia è che il vostro piano economico dovrebbe essere un tripudio. Sarà vero? Ditecelo voi. Toro, la giornata di oggi si avvicenda in una maniera molto festosa, proprio perché la luna entra nei vostri gradi e si congiunge alla bella Venere. Le signore dello zodiaco sono dalla vostra parte, per cui potete essere felici perché in amore potete tutto. Gemelli, è una giornata oggi un po' nostalgica, qualche ricordo dal passato che riguarda l'amore, gli affetti, una persona lontana, qualcuno da volere bene anche a distanza. Le vostre tenere nostalgie oggi prendono campo, Luna e Venere hanno deciso così. Cancro, la luna oggi dà spettacolo proprio perché è nel segno amico del Toro e si congiunge a Venere, un tripudio di amore e di sentimenti. Oggi siete molto fortunati e potete fare di tutto in ambito sentimentale. Cercate come al solito però di non esagerare, proprio perché oggi è una giornata in cui non solo l'amore a due avrà un ruolo fondamentale, ma anche e soprattutto gli affetti familiari a cui dovreste rivolgere molta attenzione. Leone, la giornata di oggi prevede una luna un po' storta che si associa anche a Venere, per cui qualche sospetto, qualche tensione, qualcosa che non vi convince nel partner o del vostro rapporto. Tentate con il dialogo di capire bene e serenamente cos'è.
Vergine, la giornata di oggi è una giornata con una stupenda luna in trigono che rincara la dose del sostegno di Venere, di Sole, di Urano e di Giove e che più. Con tutta questa compagine planetaria vi dovreste sentire rassicurati perché ben poco potrà Saturno e Nettuno opposti ancora ai vostri gradi. Ci sono sicuramente delle insicurezze, ma state trovando delle vie un po' più solide per uscire dalle complicazioni, ma soprattutto per tornare ad amare. La vita di coppia torna protagonista nel vostro cielo. Bilancia, la Luna oggi ha smesso di farvi i dispetti, quindi si toglie dall'opposizione, lasciando però ancora Mercurio e Marte contro. Ecco, questa è una configurazione in cui la vostra rabbia e la vostra tensione deve essere ben indirizzata e non dialetticamente, poiché ne ferisce più la lingua che la spada. Cercate invece di essere perentori e autoritari, ma senza essere aggressivi. Scorpione, la giornata di oggi è una giornata che prevede la Luna d'opposizione che si unisce ai già opposti Venere, Sole, Urano e Giove. Beh, sicuramente non è il migliore dei periodi, appunto, basterà aspettare che passi la stagione del Toro, ma sicuramente oggi potreste comunque vedere meglio in prospettiva la qualità dei vostri rapporti, oltre che una notizia amministrativa che potrebbe segnare una svolta importante nelle vostre carriere. Sagittario, giornata oggi ancora piena di vigoria con un Marte e un Mercurio che vi aiutano a muovervi nel mondo in maniera un po' più serena, a cercare di nuovo delle relazioni, dei dialoghi, ma anche delle soluzioni importanti. Sicuramente occorrerà mettere ordine in tutta la parte amministrativa della vostra vita. Sentimentalmente si ricomincia a comunicare. Capricorno, la Luna oggi è in trigono, quindi qualche ansia e qualche incertezza di ieri oggi vengono dissipati ed è finalmente tornato il momento in cui guardate con ottimismo le cose, anche se dovrete contemplare più serenamente qualche ritardo sulla tabella di marcia. Ottimo in amore. Acquario, la Luna oggi è di quadratura, non è proprio una Luna amica, soprattutto facendo quadratura con Plutone, in cui testa sospetti e porta un po' scompiglio nel valutare il tipo di interesse che qualcuno può avere nei vostri confronti. Beh, un conto è il fascino, un conto è la capacità di optare per la persona veramente giusta. Avrete modo di rifletterci su. Pesci, giornata oggi con una luna amica che vi riporta agli affetti e alla tenerezza di cui solo voi siete capaci. Oggi è una giornata da guardare con serenità e senza troppe problematiche, mentre i giochi planetari si fanno sempre più importanti, istigandovi a esplicare, a parlare, a manifestarvi nei vari contesti, arriva una buona notizia in campo professionale. Icona di stile ed eleganza. Coco Chanel, tra 24 campioni, sceglie la fragranza che sarebbe rimasta nella storia, Chanel numero 5. È il 7 maggio del 1921 e nasce una miscela innovativa per l'epoca che vede insieme essenze naturali, principalmente gelsomino e rosa, ed essenze sintetiche, utilizzate per rendere più duraturo l'effetto del profumo sulla pelle. Un frappè alla banana dolcificato con miele è uno dei modi migliori per curare i postumi da sbornia. La banana, infatti, aiuta a calmare lo stomaco, mentre il miele aumenta i livelli di zucchero esauriti nel sangue. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se vedi un affamato, non dargli del riso, insegnagli a coltivarlo. E noi vi insegniamo a coltivare riso, canna da zucchero e tante cose ogni giorno con il nostro almanacco. Quindi vi aspetto domani per una nuova puntata.